Eder. Mac. Pallister. Liliana Resinovic, conferiti gli incarichi per nuove perizie, si indaga su reperti sequestrati a casa di Visintin. Nuove analisi scientifiche, ancora più approfondite su un numero ampliato di reperti, sono state ufficialmente disposte nell'ambito dell'indagine sulla morte di Liliana Resinovic. A stabilirlo è stata la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Flavia Mangiante, durante l'udienza di incidente probatorio svoltasi oggi. Il provvedimento riguarda non soltanto materiali già precedentemente esaminati, ma anche ulteriori reperti sequestrati nella scorsa primavera all'interno dell'abitazione di Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico indagato per la sua morte. L'udienza, iniziata nel primo pomeriggio poco dopo le 15, si è conclusa dopo circa un'ora. In quell'arco di tempo, la giudice ha accolto le richieste avanzate dalla procura triestina, disponendo ufficialmente l'avvio di nuove analisi di natura genetica, merceologica e dattiloscopica. Il mandato è stato conferito a un team di esperti composto da 3 professionisti di rilevanza nazionale. Il professor Paolo Fattorini, esperto in medicina legale, Chiara Turchi, specialista in genetica forense, ed Eva Sacchi, docente e ricercatrice in ambito tecnico-criminalistico. Secondo quanto stabilito nel decreto, il pool inizierà i lavori peritali l'8 settembre e disporrà di un termine massimo di 120 giorni per concludere le operazioni tecniche, al termine delle quali si terrà una nuova udienza già fissata per il 30 marzo. I reperti su cui si concentreranno le analisi comprendono, oltre a quelli già in possesso degli inquirenti, alcuni coltelli, gli abiti sequestrati nell'abitazione di Visintin e un braccialetto bicolore, nero e celeste, che aveva suscitato particolari interrogativi fin dalle prime fasi dell'indagine. Non è escluso che attraverso questi nuovi accertamenti si possa arrivare a individuare eventuali tracce ematiche o profili genetici utili a ricostruire le fasi finali della vicenda e a chiarire la dinamica della morte della donna, il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, dopo oltre 20 giorni di ricerche. In particolare, la perizia genetica sarà finalizzata alla ricerca dei vie di tracce biologiche riconducibili a soggetti terzi, mentre l'analisi merceologica potrà aiutare a definire la provenienza e la compatibilità dei tessuti e degli oggetti repertati, verificando eventuali corrispondenze con i materiali rinvenuti sul luogo del ritrovamento del corpo. L'indagine dattiloscopica, infine, avrà lo scopo di rilevare impronte digitali o altri segni identificativi su superfici di interesse, come i manici dei coltelli, i sacchi e gli oggetti associati alla scena del ritrovamento. Conferito il mandato, ora il lavoro passa nelle mani degli esperti, il cui compito sarà particolarmente delicato, vista la rilevanza delle prove e l'alto grado di attenzione pubblica che circonda il caso Resinovic. La prossima tappa processuale è già calendarizzata. Il 30 marzo davanti allo stesso giudice verranno discussi i risultati delle analisi, che potrebbero costituire un punto di svolta nelle indagini, ancora ufficialmente aperte e centrate su Sebastiano Visintin, ma da tempo oggetto di accese discussioni, divisioni e interrogativi irrisolti. Chiunque disponga di informazioni utili alle indagini, e l'appello rilanciato anche al termine dell'udienza, è invitato a rivolgersi agli inquirenti. La speranza, ora più che mai, è che la scienza possa offrire quelle risposte che fino ad oggi sono mancate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.